Oggi inizia la terza edizione del Festival Internazionale degli Artisti di Strada Famille de la Rue, all'insegna del divertimento e della solidarietà, perché questo è il termine di questi 3 giorni. Iniziamo infatti l'inaugurazione con una gara all'ultimo respiro di 2 squadre di vigili del fuoco che si prodigheranno ad attaccare alla rotonda di San Lorenzo dei Fiori, che sono stati eseguiti e costruiti da delle associazioni che si intrecciano con noi per tutto l'anno. A questo progetto hanno partecipato associazioni di volontariato, di disabili, case di riposo, persone sole che con la loro manualità hanno fatto tutti questi fiori che si possono vedere collocati alla rotonda di San Lorenzo, alla loggia del Grano e nella terrazza di Norsa. La scala che è stata montata oggi si chiama montaggio scala all'italiana. Ci sono 4 operatori, 4 vigili che montano la scala a parete e si alternano scambiandosi i pezzi. Dopodiché la scala raggiunge l'altezza di 10 metri e 33 centimetri, è composta da 4 pezzi, l'ultimo pezzo è un po' più corto e viene chiamata cimetta. Ogni pezzo il vigile forma una figura a parete, per cui esce e si mette in figura e dopodiché monta un pezzo di scala ogni volta e raggiunge questa altezza di 10 metri e 33 centimetri. Questi 3 giorni saranno dedicati soprattutto ai bambini, a tutti i bambini. Per tutti intendiamo i bambini anche che non possono partecipare solitamente ai festival, quindi ci saranno delle situazioni senza barriere architettoniche. È un festival inclusivo, dobbiamo ringraziare anche il Comune di Mantova che ha creduto in noi e che ci ha permesso per quest'anno, per questa terza edizione, di crescere in questo modo. Famille de la Rue, sì, è il modo con cui in Francia chiamano gli artisti di strada, la famiglia della strada vuol dire, perché costituiscono un'unica grande famiglia, si aiutano fra di loro, si danno una mano. Ci sono anche delle rivalità un po' pesanti, ma in genere penso che faremo delle cose grandiose e per l'anno prossimo sarà un vulcano, vedrete.